Fragoroso, carico di sentimento ed emozioni. Un applauso lungo e qualche lacrima a voler significare il forte e sentito desiderio di elevare il servo di Dio, Rosario Livatino, agli onori degli altari, di vederlo presto beato. Nella affollatissima chiesa di San Domenico di Canicattì, in quella che fu la parrocchia del giovane magistrato, si è respirato un clima di profondo raccoglimento. Per la seduta pubblica d'apertura dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità del giudice crudelmente ucciso dalla mafia 21 anni fa, presenti le autorità, amici e familiari di Livatino e tanti semplici cittadini. L'avvio del processo di beatificazione è stato presieduto dall'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro, che ha accolto l'istanza presentata dal postulatore della causa, Don Giuseppe Livatino. Dinanzi al prelato i componenti del tribunale hanno prestato giuramento e firmato i verbali di apertura ufficiale del processo. Alla cerimonia ha voluto partecipare anche il già vescovo di Agrigento ed arcivescovo emerito di Catania Luigi Bommarito, che nel 90 celebrò i funerali di Livatino. Inizio del processo prettamente giuridico, l'inizio di un cammino importante e significativo, ma impossibile stabilire i tempi per la conclusione, afferma l'arcivescovo Montenegro. La prossima riunione è fissata per il 6 ottobre al Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Agrigento. È la possibilità di approfondire attraverso il Tribunale la vita, gli scritti, le opere di Livatino. Affidiamo al buon Dio questo nostro desiderio e questa nostra volontà. Saranno esaminate diverse testimonianze? Sì, ci sono previsti dei testimoni, si dovranno studiare, vedere, verificare i suoi scritti. È quel lavoro che normalmente si fa per tutte le cause di beatificazione. Bisogna avere il tempo di sentire tutti i testimoni, di approfondire, di valutare, poi tutto sarà consegnato a Roma. E là in congregazione avranno anche loro il loro iter da fare. Lui fugge via dalla macchina non perché aveva paura della morte, era già stato colpito a morte, certamente già sapeva cosa l'attendeva. Lui è fuggito appunto per andare verso la libertà, verso l'eternità, quindi l'incontro verso Dio, quello per cui aveva chissà quante volte pregato lo stesso Signore di poter farsi trovare pronto. Allora questa è già risurrezione, in un momento in cui sono forti contrasti e forti conflitti istituzionali, l'insegnamento di Rosario, che ha agito sempre per il bene comune, può essere veramente di monito per tutti, anche per tutti gli organi dello Stato, perché tornino veramente con grande serietà a servire la collettività e a servirlo mettendo da parte gli interessi propri. Livatino simbolo di legalità e giustizia, di rettitudine e grande fede cristiana. In molti ne evidenziano le doti. Per i giovani rappresenta un grande esempio in una terra, la Sicilia, che oggi intende riscattarsi.